Buon pomeriggio a tutti, siamo felicissimi di avere qui oggi insieme a noi due grandi giocatori che hanno fatto la storia del Cagliari, Quagliozzi e Gatelli. Per l'occasione Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti al campo comunale di Circillai per Barisardo contro Bosa. Stiamo ascoltando in diretta la presentazione dei due ex giocatori del Cagliari, Gatelli e Quagliozzi, che hanno fatto la storia anche del club sardo rosso-blu. Ringrazio tutti, Sentiamo. il pubblico di Barisardo per questo invito. Speriamo di portare bene, perché se no ce ne andiamo a casa sconfitti. Ok, in bocca al lupo, L'applauso per Quagliozzi, adesso le parole di Gatelli. Ha parlato lui per me, va bene così, grazie, auguri. La consegna, intanto abbiamo qui Gatelli. Ha fatto parte di una stagione importantissima per il Cagliari, l'ha portato dalla Serie B alla Serie A con gol importantissimi. Magari ci può lasciare un commento. Il commento è chiaramente quello che si ricordano di molta gente, anche sicuramente di Barisardo, che penso che Barisardo ci saranno stati in quel periodo. Perciò tanta gente, tante cose belle. Il gol è importante, che tutto sommato fa parte del contesto, no? Il gol è una cosa bella. Tanti auguri, grazie. Ringraziamo anche Gatelli, adesso andremo da Quagliozzi per una piccola e semplice domanda. Con intanto la presentazione, una domanda velocissima. Sono stati 11 anni a Cagliari. 12, chiedo scusa, 12 anni perché abbiamo visto. Sono 297 presenze. Ti devo correggere. Insomma, ecco qua, perché noi andiamo in teoria con quelle statistiche che ci sono state. Poi 297, ma sono però non è questo importante, importante è ovviamente sapere un suo commento, quanto è importante essere stato a Cagliari. Ma Cagliari per me è stato tutto. Sia da ragazzi, io sono arrivato a Cagliari che avevo 20 anni, perciò mi ha dato molto, mi sono trovato bene sia a livello sportivo con i tifosi, perciò posso dire soltanto bene di Cagliari. Poi speriamo che adesso vada tutto bene in campionato, io me lo auguro che rimaniamo in Serie A, speriamo bene. Ringraziamo anche il signor Quagliozzi, siamo pronti per il match. Saliamo anche in postazione. Barisardo e Bosa andranno a sfidarsi in questo match ed è anche tutto pronto. Dopo una lunga presentazione adesso andiamo a dirvi quelle che sono le formazioni di oggi partendo dal Barisardo. I primi 11 con Daga, TS, Frederick, Sacco, Sanchez, Soili, Petit, Restivo, Bitte e Beugr. Dall'altra parte il Bosa, Idrissi, Grella, Pischedda, Ongania, Rogerio, Ruggio, Unali, Di Angelo, Neves, Fortunato, Martins e Maganuco. Inizia adesso il match, Barisardo, Bosa. Il primo pallone giocato da Petit. Subito lungo, col sinistro a cercare Beugr, Bittep. È scattato in posizione regolare, si alza la bandierina, primo fuorigioco. Primo calcio di punizione per i rossoblù. Che la gioca subito Idrissi. Ongania, ancora dal proprio portiere. Lo deve girare su capitano Pischedda. Ancora Idrissi. La palla che arriva dalle parti di Di Angelo, subito centralmente il Rogerio. Fallo, calcio di punizione commesso da Soili. E parte subito il Rogerio, Di Angelo, lo scambio tra i due non funziona. E allora Ruggio. Provato ad allargare in qualche modo da Fortunato Diogo. La palla che però finisce fuori.
Di Angelo con le mani. Martins si gira, limite dell'area, pallone che viene mandato direttamente dalle parti di Ungania. Pischedda. Idrissi, si rincomincia dal portiere, il Bosa da dietro. Ungania. Grella guadagna una rimessa laterale. Grella con le mani. Pischedda. Di Angelo. Fallo di Beugre. Viene invitato a rialzarsi Di Angelo, lo fa in questo momento con un gesto di fair play anche del numero 10 del Barisardo. Pischedda rincomincia da Idrissi. Ancora il numero 5. Accenna pressione Beugre su Idrissi che è in difficoltà, deve rilanciare. Il pallone arriva dalle parti di Sanchez. Numero su un primo avversario, arriva poi da dietro Ruggiu a spazzarla dalle parti di Petit. Stessa cosa, poi Rogerio, forse con un fallo non fischiato dall'arbitro in questo caso. Di Angelo, stop, bene, e poi sinistra in avanti, arriva l'anticipo, c'è però il fallo di Pitep da dietro. Allora calcio di punizione per il Bosa. Ruggiu, Di Angelo, palla dietro Pischedda, la gira su Ongania. Movimento di Maganuco, servito alla sponda dalle parti di Grella, che poi torna dal numero 21, pallone troppo lungo che arriva verso Daga, in due tempi raccoglie. Petit. Daga. Lo scambio fra i due giocatori del Barisardo, ancora Petit, avanza e prende campo, sinistro in avanti a cercare il movimento di Bite che viene anticipato, bene da Ungania, poi Rogerio, attaccato da due avversari, riruba palla in questo caso, Beugre che va alla conclusione, traversa, grandissimo tiro da parte di Beugre, sarà calcio d'angolo, il primo. Ottima conclusione dalla distanza, dai 25 metri più o meno. Tiro dalla bandierina, è proprio il 10 a calciare. Primo legno per il Barisardo. Mucchio in area di rigore. Palla sul secondo palo, la testa di Rogerio e poi quella di Petit. La parata di Idrissi sul primo palo. È partito forte il Barisardo. Ongania. Pischedda deve ragionare da dietro, il tocco verso Fortunato col destro, sventagliare dall'altra parte dove c'è Grella, attaccato da un avversario. Sarà rimessa laterale, possesso rossoblu. Pischedda riparte da dietro Idrissi, alza il baricentro il Barisardo. Ongania, ancora Idrissi. Sinistro in avanti, Grella, movimento di Maganuco, servito, sinistro dietro, Unali, lo scambio con Rogerio e poi Ruggiu. Allarga il gioco, lo fa male, forse con un tocco di mano, non secondo il direttore di gara. Recupera Di Angelo con Ruggiu. Palla in avanti a cercare il movimento di Martins, la chiusura di Soili.
che si guadagna la rimessa dal fondo per Daga. E la batte subito, la gioca su Petit. Sacco. Torna ancora una volta dietro. Sanchez. Soili. Ancora verso il numero 4. Si appoggia poi a Beugre. Petit. Sinistro ancora una volta in avanti a cercare il movimento di Bitte. Stavolta in posizione regolare. Sul fondo. Si alza invece la bandierina. Altro fuorigioco per il numero 9. Pischedda, la gioca subito il Bosa. Di Angelo, Roggio. Ha tutto il tempo per gestire, va dal 33, Ongania. Palla in verticale, a cercare il movimento di Fortunato. Anzi di Unali, chiedo scusa, sarà calcio di punizione a centrocampo. Grella. Bugre su Fortunato, scivolata sul pallone. Sacco. Soili riesce a superare 3 avversari, poi col destro in avanti a cercare il movimento di Mastropietro. E poi arriva Petit in chiusura a coprire Macanuco. Ci riesce, si guadagna la rimessa. Sanchez per Sacco. Ricordiamo, non siamo riusciti a dirlo in precedenza, è la 18ª giornata del campionato di eccellenza in Sardegna, Barisardo e Bosa. 8ª contro 13ª. Si gira Beugre, va da Sacco. Movimenti degli attaccanti, Sacco si guadagna un altro calcio di punizione, questa volta la posizione è molto invitante per scodellare un pallone in mezzo. Chiedono un fallo di mano sulla punizione di Sacco. Sanchez sinistro ad allargare, diventa buono per Bitte che non riesce a controllare, chiede anche fallo, si lamenta anche il pubblico. Nulla secondo il direttore di gara. Allora Idrissi. Rogerio. Fortunato di prima intenzione da Di Angelo, pallone troppo corto. E la recupera a centrocampo Bugre che va da Sacco. Si gira in mezzo a 2 avversari. Gran lavoro di Sacco in mezzo al campo, che si è guadagnato 3 calci di punizione. Bugre allarga verso Petit, corsia di sinistra, palla in mezzo, primo palo, Ongania la mette fuori, adesso contropiede da parte del Bosa con Martins, a sinistra c'è Fortunato, Martins va da solo, ne supera uno, non supera Petit in scivolata, che si prende anche gli applausi, e poi esagera Sanchez con dribbling a centrocampo. Confusione, la palla arriva da Beugre che col sinistro cerca il movimento da parte di Mastropietro, e alla fine Di Angelo si appoggia sui Idrissi e va all'1-2. Rogerio attaccato da Bitep, riesce a togliere la pressione, poi il pallone per Maganuco che ha cercato Martins sulla verticale, mantiene palla il 21, poi scarica Rogerio centralmente, Martins, palla alla porta, viene attaccato ancora Rogerio. Grella rincomincia da dietro il Bosa, Ongania, Pischedda la butta fuori, c'è un problema. Unali è rimasto a terra.
Entra lo staff medico. Vediamo se sarà costretto al primo cambio il Bosa per Carboni. È sempre 0-0 il risultato al 12° minuto. Rimane ancora a terra Onali. Dunque si recupererà tutto Bosa, invece dall'altra parte ha tenuto bene il pallone ma non è ancora arrivato dalle parti di Daga. Si riparte con il pallone che viene restituito. Allora Ongania può impostare dalle parti di Di Angelo sulla sinistra. Pischedda. Ongania torna dal 5. Fortunato si appoggia su Di Angelo. Viene attaccato da Sacco. Costretto a ripartire da dietro il Bosa. Lo fa con i due centrali. Ongania va a lungo a cercare Martins. Palla troppo profonda. Lascia scorrere Daga, la fa sua. Rimessa dal fondo. Petit, Sanchez, Soili, ancora una volta verso Sanchez. Entrambe le squadre mantengono un baricentro basso, nessun tipo di pressione. Lungo questo pallone a cercare il movimento sulla destra, palla in mezzo, arriva la conclusione di punta, Idrissi e poi Pité. A 2 passi dal vantaggio il Barisardo, prima con Restivo e poi con Bité. Seconda occasione nel giro di 15 minuti quasi per il Barisardo. Difficoltà invece per il Bosa al dietro. Idrissi. Direttamente lungo, Martins col petto, la fa sua e poi la gioca all'indietro. Ongania. Disturbato Idrissi da Mastropietro. La palla arriva direttamente dalle parti di Carboni. In panchina. La rigioca la formazione di casa. Soili. Largo da Ties. Si torna dal 5. Giro palla. Mastropietro deve avanzare sulla sinistra. Fredrik centralmente. Sacco di prima intenzione verso Mastropietro, la testa di Ongania a liberare, poi quella di Ruggio. Sacco trova un varco verso Beugre che col sinistro allarga per la conclusione in mezzo. Ancora Beugre, possibilità, stop, finta, Beugre destro, esterno della rete. Terza occasione. Rimessa dal fondo, difficoltà per quanto riguarda la difesa il Bosa. Ongania verso Pischedda. Unali. Sacco. Unali che è rimasto in campo.
Pischeda col destro, ha visto Di Angelo, arriva TS con la testa libera. La palla è comunque del Bosa, Di Angelo con le mani. Deve rincominciare su Pischeda. Come dicevo in precedenza, il Bosa ha una buona trama, diverso invece per arrivare dalle parti di Daga. Vediamo se ce la fa adesso Di Angelo, che si accentra, viene attaccato bene da TS, perde il pallone solo per un attimo, lo recupera Rogerio, non c'è fallo però, si ferma un attimo il gioco. Di Angelo è rimasto a terra dopo il contatto con TS, che l'ha inseguito per tutto il taglio centrale del 22. Si spera nulla di grave per il 22 esterno del Bosa, maglia rosso-blu. Si rialza proprio in questo momento senza l'aiuto dello staff tecnico del Bosa. Dai Luca, dai! Petit, Sanchez, Soili, Sacco, destro in avanti, lungo, Bite, stop, si è girato, chiama palla Beugro, viene servito, è troppo lunga per il 10, che ringrazia lo stesso. Di Angelo alza la pressione con le marcature a uomo il Barisardo, riesce anche a recuperare palla con Soili. Bitte, 1 contro 1 con Ongania, poi fallo di Mastro Pietro con l'urlo da parte di Pischeda, che si è fatto male e rimane a terra anche lui. E il Bosa in questo caso è sfortunato anche. Ricomincia Idrissi, si è rialzato intanto Pischedda, che mantiene la sfera tra i piedi, poi in avanti TS, c'è un tocco di mano evidente di Selì, calcio di punizione nella tre quarti bianco-blu. Diogo Fortunato a battere questo calcio di punizione, ci sono 4 uomini sul secondo palo, Martins sul primo, marcatura a uomo per il Barisardo. Fortunato vicino, Daruggio, vediamo se calcia, sì lo fa, Daga! La parata in calcio d'angolo. Ottimo tentativo per il Bosa. Per la prima volta è riuscito ad arrivare dalle parti di Daga. Ed è riuscito a farlo dopo 21 minuti sul cronometro. Calcio d'angolo, Diogo Fortunato. È uno schema, palla sul primo palo di Angelo. Ha liberato in qualche modo. Poi ancora Fortunato a giro. È uscita una buona conclusione, ma fuori misura. Soili, Sanchez, Petit, palla lunga, cercare movimento di TS, Di Angelo con una finta manda al bar TS e poi si guadagna anche il calcio di punizione tra le lamentele del 2.
Calcio di punizione per il Bosa. Lo va a battere Pischedda. Che lascia Idrissi. Lungo, il portiere del Bosa. Soili di testa, rimessa laterale. E rimangono avanti i rossoblù. Martins, spalla alla porta, Soili, gli ruba bene palla, Sacco. Bravissimo, Fortunato, che poi va alla conclusione, fuori misura, addirittura in fallo laterale. Può rimanere però avanti il Bosa. Infatti Unali richiama i propri compagni a rimanere su. Martins lo deve fare su Petit. Decide di giocarla su Daga. Ottima calma ha mantenuto il Barisardo. Grandissima trama qui su TS. Palla in avanti, Bitte in corsa. 1 contro 1 con Pischedda, Bitte. Spalla alla porta, deve riuscire a girarsi Bitte. Lo fa in aria, Bitte la mette in mezzo, calcio d'angolo. Che giocata di Bitte, che giocata. È passato in mezzo a 2 avversari. Non ha superato il terzo, ha provato a mettere questo pallone in mezzo. È stato chiuso in calcio d'angolo, andrà a battere Beugre. Va in mezzo, nel cuore dell'area di rigore, ha messo fuori Rogerio. La palla che arriva ancora una volta dalle parti del 10. Fuori gioco inesistente. Anche perché è Rogerio che ha toccato il pallone di testa. Si è corretto il guardalinee, tutti possono sbagliare. Palla in mezzo, Bitte di testa, la lunga! Ed è Mastro Pietro di testa. Troppo debole e troppo centrale. Para Idrissi. Ongania. Pischedda. Di Angelo, adesso si alza la pressione del Barisardo. Idrissi. Non ha scelte, deve andare sulla destra a cercare Grella. Possesso casalingo. Sacco. Con grande classe riesce a servire Soili, che ha spazio per avanzare. Beugre non aggancia la sfera. Se la va a riprendere da solo. Classe 2002 Beugre. TS gestisce all'indietro. Petit in verticale, spalla alla porta Mastro Pietro. Fortunato, Ruggio 1-2, ancora verso l'8 e poi TS. Abbiamo visto tanto, il risultato però è fermo sullo 0-0 tra Barisardo e Bosa, ottava contro 13esimo. E ricordiamo anche che il Barisardo è neopromosso dopo aver vinto il campionato di promozione l'anno scorso. Soili va da Mastro Pietro di testa, anticipato da Ongania. Restivo, Petit attaccato da Unali senza un aiuto, rimessa laterale per il Barisardo. Petit, Sanchez, Soili 1-2. Restivo attaccato da Unali, se la cava con la punta. Ancora Restivo in mezzo verso Bitte, colpo di testa, fuori da sponda, Mastro Pietro, palo! Secondo legno, si prova ancora sulla sinistra il Barisardo, palla sul secondo palo, TS deve metterla in mezzo, lo fa all'indietro, Sacco, ora la mette in mezzo, allontana Pischedda, in difficoltà il Bosa, tutti nella metà campo rossoblu. Petit, sinistro, Bitte,
Stop! Diventa un assist, ma arriva Idrissi prima di Beugre. Bellissimo gioco del Barisardo. Arriva Sanchez, che con lo scavetto su Rogerio abbiamo visto qualcosa di incredibile. Una grande rosa del Barisardo in questa eccellenza, e quest'anno sta facendo bene, sicuramente dà soddisfazioni soprattutto anche a un pubblico abbastanza numeroso nonostante anche le condizioni temporali di oggi. TS la gioca dietro, sei lì. Petit. Mastro Pietro di spalla alla porta. Frederick ha tenuto questo pallone in campo. Sanchez sventaglia. TS stop di petto e poi sei lì. Sacco, fallo di mano concesso per vantaggio. Fortunato col tacco, Fortunato in mezzo, viene chiuso, arriva Frederick. Petit col tunnel, adesso riparte Frederick sulla sinistra, può metterla in mezzo, ha tutto il tempo. Frederick lo fa adesso, primo palo, Idrissi, male, ed è stato anche Fortunato in questo caso. Ci riprova il Barisardo, restivo. Mastro Pietro ancora verso l'8, 1-2, scambio che viene prolungato. Soili, TS riesce a passare su Di Angelo che poi commette fallo e arriva il primo cartellino giallo per il numero 22 del Bosa, che si lamenta al primo fallo, si lamenta del giallo. Calcio di punizione nella tre quarti del Bosa. Sul pallone Beugre. Fischio dell'arbitro, va Beugre. Secondo palo Bitep e poi Soili ha segnato ma con fallo. Riparte Idrissi, Pischedda. Ongania. Di Angelo di prima intenzione, lungo verso Martins, commette fallo Soili, a calcio di punizione. Di Angelo, Martins, spalla alla porta, si deve girare, non ci riesce dall'attacco di Soili, poi Fortunato. Confusione alla fine Beugre da solo, esagera, allora Rogerio sinistro ha visto Maganuco, non l'ha capito il 21. Restivo sulla sinistra, Mastro Pietro anticipato da Grella. Unali, Maganuco, Martins passa, calcio di punizione da posizione molto invitante del Bosa, giallo per Soili, forse giusto. O forse, o anzi senza forse, perché comunque stava andando verso la porta Martins. Chiara occasione da gol. E adesso il Bosa può sfruttare questa palla inattiva. Io l'ho vista in diretta. Abbiamo segnato.
Sul pallone Ongania, difensore centrale. Ovviamente e sicuramente si andrà a una diretta conclusione verso la porta. Manca solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Va, Ongania, deviazione, palo! Legno anche per il Bosa che ci riprova, Di Angelo. Ruggiù. Largo. Maganuco. Ongania. Passa in mezzo ad avversari e lo scarico su Pischedda. Di Angelo ha tutto il tempo per decidere cosa fare. Col sinistro va da Martins, Soili si oppone, Rogerio ha visto il movimento di Unali, deviazione che arriva dalle parti di Daga. Soili, Bitte anticipato, poi restivo, Rogerio a recuperare palle in mezzo al campo. Da quando c'è Rogerio in mezzo al campo il Bosa è cresciuto. In questi casi oggi si trova molto in difficoltà, soprattutto nella linea difensiva a 3 composta da Pischedda, Ongania e Grella. Rogerio male, la misura del passaggio verso Di Angelo che applaude. Sarà rimessa laterale in zona offensiva per il Barisardo con TS. Di Angelo, Maganuco anticipato da Petit, poi la palla verso Martins che non aggancia e ringrazia. TS con le mani. Roggio di petto, fortunato, riesce a passare su Sacco, non su Sanchez, recupera allora il 14 che va da Mastro Pietro, palla troppo lunga, finisce rimessa. Mancano 10 minuti più recupero alla fine del primo tempo, è 0-0 tra Barisardo e Bosa. 3 legni di cui una traversa e 2 pali. Fortunato recupera, Di Angelo. Pischedda. Ongania. Ruggiù. Destro verso Unali. Aggancia male, sarà rimessa a favore della formazione di casa. Soili. In difficoltà, pressione di Maganuco su Petit che non vuole allontanare bensì rischiare. In questi casi Soili è costretto a rifugiarsi vicino alla bandierina, rimessa laterale per il Bosa che rimane in avanti. Di Angelo con le mani. Martins a vuoto, Sanchez a vuoto anche il 25, ma c'è stato un tocco, sarà calcio d'angolo per il Bosa. Diogo Fortunato dalla bandierina. Secondo palo per l'8, la testa di Ongania. Poi Unali, deviazione, altro calcio d'angolo, occasionissima per il Bosa. Deve cambiare bandierina Fortunato. L'aspetti fuori dopo.
Fortunato, seconda possibilità, colpo di testa, Ongania, Murato e poi Rogerio allontana alla fine TS. Idrissi. Roggiù in avanti, Sacco non aggancia, lo fa Maganuco, ne approfitta dell'errore di Sacco. Poi centralmente Di Angelo viene chiuso, altro possesso, il Bosa adesso ha recuperato un po' di fiducia in questi ultimi minuti di primo tempo con Di Angelo. Martins anticipato la TS. Martins che sta sostituendo anche Sagitov. Ongania centralmente dalle parti di nessuno, allora ne approfitta in qualche modo Sanchez che va da Sacco, c'è fallo, calcio di punizione, Sacco si rialza, vuole batterlo subito, viene disturbato da Martins, richiamato anche dal direttore di gara. Petit gli ruba palla Unali e allora riparte il Bosa con Maganuco, chiuso da Sanchez, no, Maganuco passa, entra in area Maganuco, c'è Martins, palla verso Martins, la chiusura di Soili e allora Beugre attaccato da Di Angelo, riesce a girarsi poi con l'esterno, Restivo ha avuto un'occasione enorme il Bosa. Beugre cambia lato, Soili, TS, Restivo, Sacco centrale, Betti, Mastro Pietro per Sacco in area, Sacco, rigore, fallo di Pischedda ai danni di Sacco, anzi Fortunato ha commesso fallo, l'abbiamo visto anche noi dalla nostra postazione, fallo giusto, allora sarà calcio di rigore, tiro dagli 11 metri e indovinate chi va? Bite, anzi ha deciso di lasciarla a Sacco, allora il 14 dagli 11 metri. Sacco contro Idrissi, fischia l'arbitro, parte Sacco che spiazza Idrissi, il Bari Sardo è meritatamente in vantaggio, 1-0 ha segnato Sacco. Terzo gol stagionale in questo campionato di eccellenza in Sardegna per Sacco, che si è preso il rigore, lo ha calciato, lo ha trasformato, spiazzando Idrissi e portando avanti il Barisardo. Sguardo alla telecamera, 1-0 al Circillai. Ed è un vantaggio forse meritato per quello che si è visto. Il Bosa ha colpito un legno con Ongania su calcio di punizione, aiutato anche da una deviazione. Però tanti meriti anche per la formazione di casa. Di Angelo, si riparte. Ciao Manu. Ongania, Pischedda, Martins, Sacco, gli ruba palla e poi si guadagna anche la rimessa, chiuso da Fortunato, sotto la tribuna Sacco. 3 minuti e poi recupero alla fine di questo primo tempo. Petit, Daga, attaccato da Martins, non la vuole buttare il Barisardo.
E lo fa bene con Bitte che si gira, riesce a servire Beugre, c'è sulla destra TS, Beugre lo serve, TS la mette in mezzo, Bitte in rovesciata, bellissimo il gioco del Barisardo. Azione strepitosa dei ragazzi di Bonomi. Di Angelo, tunnel bellissimo di Beugre, Sacco, punta, Bitte, 1-2, Sacco ancora, non entra in area, viene fermato all'ultimo e allora Di Angelo avanza, movimento di Maganucco con l'esterno a cercarlo, eccola la palla per il 21, Daga la lascia passare, sarà rimessa dal fondo per il Barisardo. Daga rilancio, Ongania, Rogerio, una lì, Maganucco 1-2, troppo lungo però il pallone per un altro. Frederick con le mani, L'ultimo è a cantoncini gialli, vero? Dall'altra parte. Dall'altra parte, da quella, verso quella parte. di testa Grella, poi Pischedda, Di Angelo. Poi c'è un altro ancora, quello qui è rossa. Quello bianco e quello con bianco. Sacco monumentale in questo primo tempo, la palla è dentro per Beugre, area di rigore, Beugre, Idrissi sul primo palo, calcio d'angolo. Che partita stiamo vedendo in questo primo tempo. Barisardo che sta giocando benissimo, in Bosa invece che è tornato in difficoltà dopo aver gestito qualche minuto in avanti. Beugre dalla bandierina, Mucchio in area di rigore, primo palo, Martins, secondo di fila. Ancora tiro dalla bandierina, questa volta tutti dalle parti di Idrissi nell'area piccola e andrà Frederick col sinistro, forse a cercare anche direttamente una conclusione verso la porta. Vediamo, alza il braccio Frederick, va in mezzo, primo palo, Idrissi la fa sua coi pugni, yes, destro a rimetterla, Bitte, anticipato, e poi Frederick, sinistro, altro calcio d'angolo. E dicevano Melico, Meli. Ancora. Altro tiro dalla bandierina, Frederick sempre sul punto di battuta, sinistro in mezzo, secondo palo, Petit schiaccia troppo, la conclusione di testa, rimessa dal fondo per Idrissi. La c'ho pure io la mano, perché io giocavo a calcio e non la c'ho pure io. Là. Per segnalare che la sto passando. Idrissi va lungo, Beugre ad anticipare bene Di Angelo, Bitte, Pischedda a liberare, se deve salire la difesa del Bosa che rimane però indietro, Ruggiu di testa, Rogerio a vuoto, la palla arriva dalle parti di Bitte,
chiuso da due avversari, riesce a scaricarla su TS all'indietro, rincomincia il Barisardo, sei lì. Daga. Petit. Restivo, centralmente, sinistra in avanti, a cercare il movimento di Mastro Pietro. Palla troppo lunga, Idris la fa sua con calma. Ha dato 2 minuti di recupero il direttore di gara. Idris si va a lungo, cercare Martins, Petit in anticipo. Frederick la mette giù, Sanchez 1-2 con Mastro Pietro. Alla fine Rogerio trova Maganuco in avanti, che spaglia il tocco. Sacco fischia 2 volte il direttore di gara, finisce il primo tempo di Barisardo e Bosa 1-0, il vantaggio trasformato dagli 11 metri da Sacco. Ci prendiamo una pausa e poi torniamo, a dopo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Oh, ripiedi! Picchia! Sì!
Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Il Buloni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Doumbouya. Ancora Doumbouya per la rovesciata. Che la rimette al centro sul secondo palo. Dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi. Il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sovrapposizione Pilloni. Si va da Calarco.
fischia l'arco! Solo lui la poteva chiudere! A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro! L'avevamo detto, non fa una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Mutis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu! E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Un concordo per la botta in porta! E l'1-0 di Yuri Senesi! Lufufo, entra in area di rigore Lufufo! Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A! Siamo tornati nel campo comunale di Circillaia a Barisardo per seguire i secondi 45 minuti del match tra Barisardo e Bosa. Un primo tempo che si è svolto con l'1-0 di Saccò trasformato dagli 11 metri contro i Drissi. Un Barisardo che ha meritato il vantaggio, ha preso una traversa, un palo e poi c'è stata qualche occasione in più salvata dal portiere del Bosa. Dall'altra parte la formazione ospite ha provato in qualche modo a passare in vantaggio, ci è andato vicino con Ongania su calcio di punizione al limite dell'area, colpendo il legno, e adesso si torna in campo e rinizia il secondo tempo proprio ora, col primo pallone che viene giocato dal Bosa. Ongania, Pischedda, Di Angelo cade sulla sfera, Bugre prova a disturbarlo, Di Angelo se la cava tornando indietro dai Drissi ed è costretto a mandarla dalle parti di Onali. Colpo di testa di Friedrich ad anticipare il numero 7, poi Roceri a centrocampo riesce a mantenere però male il passaggio verso il proprio compagno Di Angelo che non riesce a controllare. Rimessa con le mani.
TS lungo a cercare il movimento di Bitep che riesce a passare. Bitep la mette in mezzo, prima Paolo Idrissi. Calcio di punizione. Disturbato il portiere del Bosa da Mastro Pietro. Informazioni sono le stesse del primo tempo. Dunque nessun cambio per i due allenatori. L'esterno intanto a cercare Maganuco in velocità. Petit chiude e Daga raccoglie. Petit torna dalle parti di Daga. Soili. TS ancora una volta da Soili, anzi Sanchez che poi libera. Pischeda col petto di Angelo. Centralmente Rogerio passa e supera Sacco, poi allarga Unali, chiuso da Mastro Pietro. Unali riesce a passare e servire Maganuco sulla corsa. Maganuco non riesce a mettere in mezzo, non c'è stata deviazione, sarà rimessa dal fondo per Daga. Lo gioca subito, lo fa male TS. Fortunato vicino al pareggio, palla che però finisce fuori. Soili, Petit, la chiusura di Grella e poi Martins tocca il primo pallone del secondo tempo, attaccato da Restivo. Martins riesce ad andare sulla bandierina, a metterla in mezzo, primo palo Soili. Rogerio, stop, largo, tocca il direttore di gara. Allora gioco che si riprenderà con un possesso rosso-blu. Questo che è l'ultimo tocco del numero 14. Rogerio, si riparte. Tutti nella metacamera del Barisardo. Pischeda, Ungania, Martins. Aspetta il passaggio numero 33. Poi Rogerio, viene chiuso. Sanchez, TS, Di Angelo in anticipo, riesce a superare il 2. Destro di Pischeda da Unali. Buona trama qui per Grella. Stop, esterno, primo palo. La palla che però è uscita, sarà rimessa laterale. Siamo già arrivati al quarto minuto. 5 minuti sul cronometro, 1-0 per il Barisardo. Bitep. Rogerio, sinistro, tiro di frustrazione da lontano. Paradaga. Soili. TS. Restivo, attaccato. E poi Sanchez. Male. Arriva Petit e la gioca. Frederick. Ongania lascia a Grella. Rogerio col petto si aiuta e se la porta avanti. Rogerio l'imbucata, Maganuco si gira con una ruletta in area di rigore. Maganuco non passa tra i fischi dei Cercillai, c'è però il fallo e calcio di punizione, giallo per Rogerio. Palla lunga di Petit, Di Angelo, Fortunato, ancora verso il 22, riesce a mantenere il pallone in campo, lo gioca all'indietro, Pischedda, ancora Di Angelo, male.
il numero 5, che poteva cambiare lato. Bitte, spalla alla porta, deve girarsi. Finisce andare sulla bandierina, palla in mezzo e si guadagna. Tiro dalla bandierina. Palla in mezzo, secondo palo, la testa di Staccò ad alzare un campanile. Mastro Pietro non calcia, serve Restivo, poi la testa di Tiesta anticipata da Fortunato. Martins riparte con fallo e giallo per Restivo. 2 nel giro di 2 minuti. Fischetta va a lungo, Martins ha difeso bene palla col corpo e si è guadagnato un calcio di punizione che Fortunato avrebbe voluto battere subito, però è rimasto a terra Martins e allora è giallo per Bugre, che è andato a disturbare il tentativo di Fortunato. Martins si rialza. Sono 2 uomini in barriera per il Barisardo. Fortunato sul pallone. Sette uomini al limite dell'area di rigore per il Bosa. Fortunato calcia col destro altissimo. Daga la gioca su Petit, vediamo come reagisce adesso il Bosa dopo questo svantaggio. Rogerio, Maganuco, ancora per Rogerio, Unali, Grella, buono il pallone per Maganuco che non ci ha creduto fino in fondo, rimessa dal fondo. Daga la gioca, sei lì, alza la pressione il Bosa con Martins. Daga va dalle parti di Petit, primo lancio del 6 verso Pitte, anticipa Ongania, c'è fallo e giallo per Ongania. Alzato la gamba e ha colpito nel petto Pitte. Mallario, l'essere verde, non comprende nulla. Ma pure dischetto dopo di che Bugre, calcio di punizione
La posizione invitante, Sacco vicino ai Idrissi. Ci deve essere almeno 2 metri di distanza. Fischia dell'arbitro. Beugre, alto. C'è in cambio il primo di questo match a favore del Bosa. Esce Ruggiu. Entra in campo Ferrari. Classe 2000. Cambio offensivo per il Bosa, che deve sicuramente pareggiare la partita. Ci mette un po' di tempo Idrissi per questo rilancio. Che arriva ora. Martins, anticipato da Restivo, poi Fortunato. Unali a vuoto. L'ultimo tocco è il suo. C'è un cambio per il Barisardo questa volta. Esce Mastro Pietro ed entra Núñez Correia. Classe 2002, giovanissimo, anche Mastro Pietro. Frederick in avanti. Bitte. Di Angelo. Ferrari viene chiuso da Ties. Colpo di testa di Ongania, poi Unali. Grella. Petit, Sanchez, 1-2. Non butta mai il pallone il Barisardo. Grella. Rogerio torna dalle parti di Idrissi. Ongania. Pischedda. Colui che ha commesso fallo sul calcio di rigore. Di Angelo. Perde il pallone e lo tocca subito Correa. Sarà rimessa laterale per il Barisardo. Ties, palla in mezzo di Beugre. Adesso Correa non riesce ad agganciare. Sacco, eccolo il pallone per Ties. Può metterla in mezzo Ties. Va verso il fondo, la mette in mezzo! Occasionissima per Beugre. Vicino al raddoppio. Anche Sanchez. Fortunato. Di Angelo. La corsa di Ferrari, Martins trovato sulla sinistra, Maganuco centralmente, Martins passa con doppio passo sulla sinistra, ancora Martins riesce a passare, non in un secondo momento, rimessa dal fondo, ha esagerato. Sedicesimo minuto in corso. 1-0 Barisardo.
Rogerio, Di Angelo, passa su Correa, poi su Sacco, Di Angelo, eccolo il pallone per Ferrari, troppo lungo sei lì, lo lascia passare, arriva Ferrari, si rinchiusura e col corpo lo difende, poi non riesce a scaricare su TS, adesso il Bosa vuole provare a trovare il pareggio. Ma in diretta anche su Instagram e su Facebook, su YouTube. Macanuco non aggancia. Allora possesso Barisardo. Fortunato, Sanchez recupera il Barisardo, Sacco libera dall'altra parte Bugre col destro di prima intenzione verso Correa, avanza, è uscito Idrissi, Correa esterno sinistro, pare Idrissi e riparte dall'altra parte invece Fortunato, chiuso da Sacco, Fortunato verso Ferrari, in mezzo a Macanuco, Ferrari va da solo in area di rigore, Daga aiutato dalla buona copertura di Soili. Palla lunga, Bitte non riesce a fare da sponda, allora Fortunato, Di Angelo in corsa sulla sinistra, Fortunato lo vede, Di Angelo può metterla in mezzo, lo fa in questo momento, primo palo Martins, chiuso e poi Ferrari non calcia, adesso sì, la parata di Daga, Unali, ci riprova ancora il Bosa, in area di rigore, Unali, secondo palo, non c'è nessuno e la palla esce fuori, rimessa dal fondo. Che occasione per il Bosa che reagisce. Palla lunga di Daga verso Bitte, anticipato bene da Ongania, Fortunato, adesso il Bosa rimane in avanti, Martins senza fallo, Martins fischiato un attimo in ritardo, sarà calcio di punizione per il Barisardo. Ci ho fatto male. Che numero ha? È il numero 5. Si è fatto male Soili, che è rimasto a terra, è entrato lo staff medico del Barisardo. Bravo, diglielo, diglielo. No, non me la voglio piegare, sentimento che me la piego, sentimento niente. Si rialza Soili. Sarà possesso per il Barisardo. 1-0 il risultato ancora. Siamo fermi al 20° minuto. 1-0. Palla lunga di Sanchez a cercare il movimento di Correa che stoppa benissimo, va sul destro, la finta su Di Angelo, poi l'esterno, Bitte! Centrale, para Idrissi. Che poi viene disturbato dallo stesso Bitte. Di Angelo. Fortunato. Sinistro lungo, al movimento di Macanuco. Posizione regolarissima, stop di petto, Macanuco la mette in mezzo, primo palo Petit, la mette fuori, Ferrari non aggancia e allora restivo
C'è un altro cambio nelle file della formazione del Bosa. Esce con la numero 5 Pischedda ed entra Pinna. Esce Pischedda, entra Pinna, esce un difensore, entra un attaccante puro con la numero 9. Quindi doppio cambio. Se abbiamo visto bene, è uscito Maganuco ed è entrato Carta. Altro cambio offensivo, doppio per Carboni. Si riparte con Di Angelo, all'indietro la gioca Ongania, Grella, male la gioca Grella e allora Bucre passa anche sul 17, poi Sacco ha perso il tempo di gioco, Bucre fa l'1-2 con Sacco, Pinna da dietro, recupera il Bosa, Ongania, Ferrari. C'è un Ali liberissimo da questa parte. Ferrari. Lungo a cercare Di Angelo. Fuori misura il passaggio. Rimessa laterale. Siamo vicini alla metà del secondo tempo. 1-0 ancora. Ha rischiato qualcosa Petit e Frederick esce benissimo con stile, perde però palla Restivo, la recupera subito Beugre. Petit, sinistro in avanti, cercare Frederick, anticipato Grella, diventa un passaggio per Bité. Correa, va sul sinistro, l'appoggio, il tiro di Sacco, deviazione infortunato, calcio d'angolo. È un Bosa ancora vivo, ma un Barisardo compatto e deciso, soprattutto dietro. Correa dalla bandierina. Nunes Correa. Primo palo, la testa di Carta, poi Pinna, fallo di Beugre. Idrissi vuole battere veloce, c'è Rogerio, servito. Ongania, partita ancora viva, Di Angelo. Grella, lungo. Bité anticipato, Ongania. Carta perde il pallone. Nunes Correa. Restivo, Frederick. Ancora verso l'8, anzi Sanchez. Fallo, calcio di punizione e attenzione perché è già ammonito Rogerio. Rogerio è già ammonito e deve stare molto attento. C'è cambio. Esce Restivo. Per il Barisardo entra con la numero 15 El Marini. Entra El Marini. Alla battuta Petit. Sinistro lungo a cercare Nunes Correa. Palla troppo lunga, ci arriva Di Angelo. Ferrari. Sinistro in avanti a cercare Martins. Stop di petto, diventa un passaggio per Sanchez. Alla fine fortunato, male anche lui. Recupera Sanchez che torna all'indietro la daga. La pressione di Pinna. Sueli.
Sanchez, Beugre e poi Petit. Bitte. Fortunato vuole allungare, sarà rimessa laterale per il Barisardo. Deve rimanere in avanti il Bosa. Abel. Bitep lotta contro Fortunato, calcio di punizione, fallo del numero 9. Giustissimo. Adel Emarini è entrato con la numero 15, classe 99. Di Angelo di prima intenzione a cercare Martins, anticipato anche lui. Ferrari forse con un braccio, non secondo l'arbitro. Grella, Unali, la gioca su carta, viene chiuso. L'ultimo tocco è il suo. Altro cambio per il Bosa, esce Fortunato. Entra Ciriblan. Ciriblan ha una buona corsa, un buon dribbling sulla sinistra. Con le mani Fredrik. Ongani anticipa. Elmarini, poi Pinna. Stop, deve usare l'esperienza. Il numero 9, Rogerio. Ferrari, male. Arriva Núñez Correa col sombrero a superare l'avversario. TS male, regala palla a Pinna. Pinna sulla sinistra, deve metterla in mezzo, lo fa in questo momento. Deviazione, calcio d'angolo, il Bosa rimane in avanti. Palla messa subito in mezzo, Elmarini non ci arriva, l'ultimo tocco è di un giocatore del Barisardo, allora rimane in avanti la formazione rosso-blu. Lo fa con Ongania con le mani. La mette in mezzo verso Pinna, Soilin anticipo, Núñez Correa ancora col sombrero, favorisce Bittepi il contropiede, 3 contro 1, Núñez Correa, la palla è sua, dall'altra parte c'è Elmarini, l'ha visto Núñez Correa, lo serve male però. E allora Soilin, Sacco, gamba alta, e poi fuori gioco, ma ci arriva lo stesso Bittepi, vediamo, no. Deve giocarla veloce Idrissi. Trentesimo minuto, 15 più recupero alla fine del match, 1-0 Barisardo, il gol di Sacco dagli 11 metri. Ferrari, Unali in corsa, arriva Daga, la chiama e la fa sua. Poi la gioca Soilin. Bosa in pressione, Daga rischia. Sanchez, Sacco non la vuole buttare, il gioco alla De Zerbi, lo chiamano così. Rogerio, Sacco è stanco, Rogerio va da Martins, Petit e poi carta. Con deviazione Soilin la butta via. Poi non si è capito bene cosa ha voluto fare Grella. Favorisce Bittepi, la copre col corpo. È tipo uno squishy che all'interno di questo è tutto. Attenzione Fredrik, altra rimessa. Ci possiamo mettere qui che tu sporco. Questo stampo. Voglio usarvi come sta girando, dai. Ancora.
Frederick con le mani all'indietro, il Marini attaccato da Pinna, sinistro Sanchez, chiedo scusa, Idrissi raccoglie, Ongania, ultimi minuti per provare a pareggiare il Bosa. Ciriblan, Ferrari, Martins con fallo. Guadagna secondi Frederick e rimane a terra, si rialza in questo momento. Stop di Pettori di Angelo contro Nunez Correa, arriva la pressione, Sacco, Rogerio lo ferma e poi passa in mezzo a due con fallo, no? Allora recupera il Marini, vede la porta, il Marini calcia! Vicino al raddoppio della chiusura di questo match. Palla fuori. Grella, in avanti, Carta. Ancora il Marini recupera, Sanchez sbaglia la misura del passaggio, recupera lo stesso la sfera e sbaglia un'altra volta. Ciriblan contro Soili che ha giocato una grandissima partita, lo dimostra anche adesso. Ties, Ciriblan, tacco per Ferrari, ha possibilità Di Angelo sulla sinistra, 1 contro 1 con Soili, ancora Di Angelo, passa Di Angelo in area di rigore. Daga e calcio d'angolo. Dalla bandierina Di Angelo, non c'è Fortunato, allora calcia il 22. Secondo palo, Rogerio, anzi Ongania, e si arrabbia con se stesso tra i fischi del Circillai. Daga, palla lunga verso il Marini, la testa di Ongania, poi Carta, stop, Grella, Ongania, Rogerio, Grella, destro in avanti a cercare Pinna che deve difenderla col corpo, si aiuta con le mani Petit, ecco, c'è fallo su Pinna adesso, che si guadagna il calcio di punizione. Non ho capito, questo Guli vuole fare tutto lui. Ferrari, Eccoti qua. palla in mezzo, secondo palo, il colpo di testa a liberare. Ci prova Di Angelo contro Ties. Palla in mezzo di Ciriblan, l'ha messa fuori Sanchez, allora Rogerio, sinistro in mezzo. Dai, però usciamo! Alla fine Nunez Correa raccoglie e perde palla, Ciriblan. Non dico età! L'imbucata Di Angelo, non ci arriva su questo pallone che esce. Rimessa dal fondo. Ragazzi, dai, veniamo! Meno 10! Daga con la rimessa dal fondo. Lungo, cercare Bitte, colpo di testa di Ongania, poi Ferrari raccoglie, la gioca dietro Di Angelo, Ciriblan supera un avversario, poi il secondo, vuole fare tutto da solo, alla fine scarica su Ferrari, ancora Ciriblan, guarda la porta, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Bosa.
facendo? E c'è Pinna sul pallone. Ma che cosa l'arbitro? Calcerà Pinna con 4 uomini in barriera per Daga. I fischi del comunale Circillai. Eccoti qua, e questo numero con che spignao. Col sinistro Pinna. Aio, però quanto ci vuole adesso? Fischia l'arbitro. Va Pinna, alto. Pinna combina un pasticcio. Daga va lungo, Rogerio col petto la stoppa. E poi Di Angelo attacca il Bosa. Ferrari mantiene il possesso lungo, palla verso Martins, troppo lunga. Oh, ci svegliamo un pochettino. Oh! Petit. Frederick. Centralmente Sanchez. Bugre. Frederick. Sinistro centrale su Sanchez che si libera di un avversario. Non del secondo però. Núñez Correa. Palla in mezzo, sinistro verso il Marini. Testa larga. Va bene, dai, però. Unali. Rogerio. Deve attaccare il Bosa, manca poco. Di Angelo, Ciriblan. 1-2, ancora Di Angelo a cercare Pinna, Soili. Poi Sacco con gli ultimi sforzi. Palla verso Núñez Correa, El Marini sulla destra. Núñez Correa ancora verso Sacco, male. Núñez Correa. Oncania da dietro, deve servire Di Angelo, lo fa in questo momento, 1 contro 1 con TS, è stanco, commette fallo, cartellino giallo, calcio di punizione nella 3/4 del Barisardo. Ha cambiato su 14, forse c'è un attimo là. No. Non ha preso. Anche il 9 avrà cambiato. Di Angelo a battere questo calcio di punizione, può sfruttare la palla inattiva il Bosa in questo momento. Tutti su, ultimo uomo Unali. No, è appunto per la cagazzo giocare. Ciriblan la gioca vicino, 1 contro 1 con TS, non passa Ciriblan. Unali, stop, Rogerio, gliela ruba Sacco, servendo però Di Angelo, Tiesi scivolata. Ultimi sforzi per mantenere il vantaggio il Barisardo, ultimi tentativi invece per il Bosa. Siamo ai minuti finali, Ongania, Rogerio. Sinistro in avanti, Martins, stop di petto, deve girarsi, lo fa, viene chiuso, Martins. E poi Petit, libera. Il Bosa vuole battere veloce, come giusto che sia. Ciriblan, Di Angelo, deve metterla in mezzo, lo fa. Pina, secondo palo, carta. Fuori. Quarantesimo minuto, 5 minuti più recupero alla fine del match. Daga va a lungo. Cercare ancora una volta BT. Sempre anticipato. Carta. Frederick, su di lui c'è fallo. Calcio di punizione per il Bosa, che deve battere veloce. Rogerio. Ongania.
Ciri Blan sulla sinistra, viene chiuso da Núñez Correa. Alla fine la rimessa è per il Bosa. Cambio, esce Bitte, entra Luke al posto di Betep, con un piccolo aiutino da parte del pubblico. È entrato Yuk. Ongaria con le mani, ultime possibilità. Attenzione perché il Bosa forse qualcosa in più la merita. Palla in mezzo, Unali, alto. È richiesta anche una sfera che è arrivata. Altro cambio. È uscito Unali ed è entrato Mura. Daga, lungo. Sacco. Di Angelo, Rogerio, Núñez Correa. Stop, sinistro, dietro, Ties. Lascia passare, ha rischiato tantissimo Ties. Non è più in partita, Martinez. Martins, Ferrari di testa contro Soili. È l'ultimo tocco di Ferrari. Ties con le mani, lungo, la testa di Ferrari, pinna, spalla alla porta. Rogerio si appoggia. Mura perde il pallone, arriva ancora Rogerio. Carta deve impostare, regala palla a Luke. Calcio di punizione per il Bosa, che deve provare a mettere questo pallone in mezzo. Mura, anzi Ferrari. Ciri Blan la lascia passare, Di Angelo alla chiusura di Núñez Correa, rimessa laterale. Di Angelo con le mani malissimo. Núñez Correa, stop di petto e poi sventaglia in fallo laterale. Partita infinita. Di Angelo, Martins contro Soili. Di Angelo, palla in mezzo, carta, Staga. Ha provato il Bosa a trovare il pareggio, non c'è riuscito. Fermi sull'1-0, ha segnato Sacco nel primo tempo, dagli 11 metri. Daga va a lungo verso Luke. Siamo dentro al 45esimo minuto, manca solo il recupero. El Marini, 1 contro 1 con Carta, El Marini va sul sinistro, la mette in mezzo. E poi ha liberato il Bosa, ci riprova Sacco che vuole andare sulla bandierina. Fredrik dalle parti della bandierina, Carta in chiusura, fallo, calcio di punizione per il Barisardo che guadagna secondi importantissimi. Non conosciamo l'entità del recupero.
Sarà rimessa dal fondo, Idrissi vuole battere veloce. Quanto manca? Siamo dentro al recupero, non sappiamo quanto sia. Siamo già un minuto di recupero andato. Carta. Attenzione, il Marini. Grella, carta, Pinna, si appoggia, Mura. Ancora Mura passa, palla verso Pinna, c'è Martins, Pinna, area di rigore per lui. Calcio d'angolo. E vediamo se sale anche Idrissi. Tutti su. Gannazzi, apposamelo. Devono salire tutti, manca poco, Pinna col sinistro, tutti in aria. È rimasto solo carta al limite. Va Pinna col sinistro, primo palo, la mette fuori. Una partita monumentale di Sanchez. Ongania vuole andare direttamente in mezzo. Palla verso Mura, colpo di testa, secondo palo, angolo. L'ha messa fuori TS. Deve battere Ciriblan, deve salire tutto il Bosa per provare a trovare il pareggio. Ciriblan col sinistro. Palla in mezzo, primo palo! Altro calcio d'angolo. Di Angelo ha provato. Ciriblan, sempre primo palo! Martins! Palla fuori! È finita! Daga dal fondo. Daga va a lungo, non fischia ancora il direttore di gara. Rogerio, vediamo se c'è ancora un'altra possibilità. Luke Di Marini e poi Di Angelo va a lungo. Mura anticipato, Sacco torna da Daga, fischia 3 volte, finisce 1-0 per il Barisardo che vince con rigore di Sacco. Il terzo gol in questo campionato, una partita infinita che meritava più gol sicuramente, finisce 1-0 per il Barisardo che allunga la striscia positiva ma soprattutto i punti in classifica. Noi vi ringraziamo per averci seguito in tutta la diretta da Barisardo al comunale di Circilai. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Andrea Farris, grazie.